Si è parlato di adolescenti tra amore e violenza quest'oggi a Valdagno, con dati inquietanti che parlano di una donna su tre che ha subito violenza, il 10,6% che ne è stata vittima prima dei 16 anni, un quadro di omertà, quello che viene dipinto dalle adolescenti. Vicentina. Violenza di genere, controllo del cellulare e delle amicizie e gelosia che sfocia in botte e pressioni psicologiche. L'amore tra adolescenti è ben lontano da quello fatto di bigliettini e abbracci a cui eravamo abituati fino ad un decennio fa. Un mondo sentimentale ed emotivo distorto che emerge da due statistiche, una Istat e una regionale, che coinvolgono gli adolescenti con l'obiettivo di capire cosa i giovani d'oggi sappiano sulla violenza di genere, sul modo in cui si sviluppa e manifesta e sulle possibilità di arginarla e denunciarla. Si tratta soprattutto di violenza, quella che viene definita violenza psicologica, vale a dire il controllo della partner attraverso l'utilizzo dei social network, il controllo del telefonino, il controllo delle azioni quotidiane. Si sente più parlare di ragazzi e ragazze, soprattutto della nostra età, che si costringono l'un l'altro a fare delle cose che siano pratiche sessuali, proprio l'idea della prima volta costrette. Il convegno sulle discriminazioni, il femminicidio e le dinamiche relazionali tra i giovani che oggi ha richiamato a Valdagno esperti, insegnanti, genitori e ovviamente adolescenti ha permesso di mettere in risalto il disagio, le paure, le richieste e gli stereotipi che riguardano la generazione 3.0 con un focus anche sul tema abbigliamento, visto come catalizzatore di attenzione morbosa. Premesso che comunque siamo tutti liberi di vestirci come vogliamo, eccetera, incide sicuramente tantissimo. Capita spesso che magari, anche essendo vestite normalmente, si attrae l'attenzione anche semplicemente di un passante in macchina e questo dà fastidio.